sapienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive nell'unità del Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: si affrettino e salgano le nazioni alla valle di Giosafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le nazioni dei dintorni. Date mano alle falce, perché la messe è matura. Venite, pigiate, e i tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Folle nella valle della decisione. Signore, la valle della decisione. E la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. Il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme farà la sua voce. Tremeranno i cieli e la terra, ma il Signore è un rifugio per il suo popolo, per gli israeliti. Perché io sono il Signore vostro Dio, mio monte santo, e il luogo per essa non passerà. In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrine. In Giuda scorreranno le acque. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione ed Edom una per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel Giuda, tra le azioni non lascerò impunito il loro sangue e in Sion. Parola di Dio. Signore. Il Signore regna, esulti la terra e tutte. Nubi e tenebre, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. Come c'era davanti al Signore di tutta la terra. Annuncio giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. La sua santità, celebrate il ricordo. Alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia. 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 Il Signore è con voi. Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato allattato. Ma egli, beati piuttosto, ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore. Il Vangelo di quest'oggi è nello stesso tempo molto impegnativo, non ha bisogno di tante spiegazioni, l'abbiamo ascoltato tante volte
beati piuttosto ascoltano la parola di Dio e la osservano. E quindi il riferimento a Maria, la madre di Dio, ha avuto il Vangelo, in modo indira della presenza del Signore e della sua parola. E quindi anche beato il grembo che ti ha portato, ti ha allattato, è un modo per e anche noi nel confronti a dire grazie per questa donna che ha accolto il Signore. Anche lei, come tutti noi, ha chiamati a spostarli per cogliere più in pienezza il progetto di Dio. E certamente Maria nel suo ha accolto questo privilegio del Signore, ma poi concretamente ha vissuto. Ecco, allora guardando a Maria vediamo anche noi come mettere in pratica e così essere beati. Esalta Maria sua madre per cato e osservato per la volontà del Padre e ripetiamo insieme. Signore, nel suo pensare e nel suo agire sia docile allo Spirito Santo e si conformi sempre più a questa parola, fonte della vera beatitudine. Preghiamo. Si faccia di noi, Signore, con la tua parola, perché coloro che e dall'approvazione mondana imparino rigorosamente i dettami della preghiamo. Si faccia di noi, Signore, secondo la tua parola. Per difficoltà, perché imparino attraverso la meditazione della parola di Dio avvenimenti un segno di misericordia e non di giudizio. Preghiamo. Si faccia di noi, perché la Madre di Dio serata nella Chiesa e imitata come autentico modello di ogni vero cammino di si faccia per la nostra comunità, capace di leggere la propria storia e quella del mondo intero alla luce del Vangelo e inoltrarsi decisamente sul cammino della conversione. Preghiamo. Si faccia di noi, Signore, secondo la tua parola. O Dio, che ti sei rivelato al mondo illuminandolo con la tua presenza,
con la morte di suo figlio, fa che riconosciamo in Cristo la tua parola incarnata e lo accogliamo con gioia nella nostra vita. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane dell'uomo. Lo presentiamo a te per noi cibo. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te per noi bevanda di salvezza. Belle sacrificate. Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo Dio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta e fonte di salvezza. Renda sempre, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Per me ha stato fatto uomo per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà un po' nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio del mondo, i cieli e terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto, e poi nel nome del Signore. Osanna all'alto dei cieli. Vero sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questa del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e del Signore nostro Gesù.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso tempo ai suoi discepoli e disse: questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. In memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione, ti offriamo, Padre, il pane della vita e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza. Accompagniamo al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Padre della tua Chiesa, della terra, rendi la perfetta. Pregherò Francesco, nostro vescovo, presbiteri, diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, e in ogni tempo ti furono graditi, e il tuo Figlio, canteremo la tua. Per Cristo, con Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Padre nostro che sei, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, concedi la pace ai nostri giorni. La misericordia, vivremo sempre peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede. Dona le unità e pace
bontà, tu che vivi e regni, la pace del con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che del mondo, beati gli invitati all'agnello. Il tuo reino cerca la guida sulla strada verso te. Sei il tuo corpo sempre con noi, oh Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza, sei più sicuro il nostro, se il cammino si svilì, manierà il tuo ruolo in cammino, cerca in te la guida sulla strada verso il Dio. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con oh Signore.
Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto cibo e bevanda, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sentiamo Dio. 149. E lo che via la squilla fede, le note ci invia la fede il cielo. Ave